Primi effetti sul territorio dell'accordo siglato ieri a Roma sul piano Casa Veneto. I costruttori edili non potranno costruire entro i 200 metri dal lotto di pertinenza, né innalzare del 40% l'altezza degli edifici, mentre i comuni potranno porre limiti al nuovo piano casa. Questo ciò che è uscito dall'incontro romano tra gli uffici dei Ministeri dell'Ambiente, dei Beni Culturali e delle Infrastrutture e il vicepresidente del Veneto Marino Zorzato, accompagnato dai tecnici regionali. La Regione Veneto fa quindi un passo indietro, impegnandosi ad apportare alcune modifiche alla legge regionale riconoscendo ciò che chiedevano i comuni, ovvero che rimanessero fermi gli ordinari poteri urbanistici che spettano agli enti locali. Trovato dunque un punto di equilibrio fra le esigenze regionali e le competenze comunali sulla tutela delle proprie zone. Irrisolta invece la possibilità di interventi edilizi nelle aree a rischio idrogeologico e l'eliminazione dell'obbligo di rispettare la sagoma esistente nelle ristrutturazioni, nodi sui quali non è stato trovato un accordo e si dovrà quindi attendere la pronuncia della Corte Costituzionale. Nonostante l'accordo tra Stato e Regione, rimane l'incertezza sull'applicabilità della legge, con il vicepresidente Zorzato che sottolinea come il piano casa sia operativo, mentre per i comuni ora si deve sistemare la legge. Rimangono così nelle incertezze i costruttori edili e i cittadini, in attesa di essere messi nelle condizioni di conoscere ciò che possono o non possono fare con il nuovo piano Casa Veneto.